Ehi tifosi azzurro, benvenuti in un altro video. Andiamo alle ultime news dal Napoli. Se siete nuovi qui già iscrivetevi e aiutateci lasciando il vostro like. Intervenuto in conferenza stampa, l'allenatore del Manchester City ha parlato della squadra allenata da Luciano Spalletti, vigilia di Champions League per il Manchester City. La squadra inglese affronterà domani il Lipsia senza De Bruyne e Laporte. Ad annunciarlo in conferenza stampa è stato il tecnico Pep Guardiola, che, in vista delle gare del martedì sera, ha speso parole d'elogio per il Napoli di Spalletti. Stasera mangerò bene, guarderò Real Madrid-Liverpool e il Napoli, che è sempre un piacere da vedere, un vero e proprio attestato di stima per una squadra che sogna di andare avanti in Champions. Guardiola parlò bene del Napoli anche quando lo affrontò anni fa, quando alla guida degli azzurri c'era Maurizio Sarri. Il Napoli ha meritato l'attenzione dei top allenatori in Europa come lo spagnolo dopo lo straordinario percorso in campionato e la fase a gironi da applausi con le 5 vittorie e l'unico KO indolore sul campo del Liverpool. Proprio dopo la vittoria coi Reds e dopo il successo ad Amsterdam il Napoli ha conquistato attenzione e consensi europei.